Microfono. Basta che non mi investite. Voi per il resto... No, lo so. Finiamo questo supplizio di stagione e ne parliamo. Un minuto di silenzio per commemorare e ricordare la figura di Orazio Russo, scomparso ieri pomeriggio. Giorgio il pallone. Ecco! Ha fatto a Mucci. Malintenzionati se ora vediamo come si comporta. No, che è successo? Palla in area di rigore intercettata, poi riconquista il Salemi con il suo numero 7 Rallo, poi palla recuperata da Seiter che la può giocare al contrasto e concede calcio d'angolo. Il duello con Cammarata. Subito tiro dalla bandierina per il Salemi. Pallone che spiove pericolosamente in aria, esce il Codemiere. Seiter, per la palla giocata su Perrone. C'è l'avanzata sulla destra con Ondino che serve indietro Ovusu, poi Colley verso l'area, sponda di Stassi, poi pallone allontanato da Amato, pallone ancora per Ovusu. Perrone all'1 contro 1, prova a convergere, mette in mezzo la palla, scorre verso l'area, colpo di testa a mettere fuori da parte di Vallone, poi Rallo, controllo e lancio, intercetta Miceli che però viene fermato
nella giocata da Boyang. Si continua a giocare per il vantaggio, lancio lungo sul quale Cammarata non arriva, è rimasto a terra Boyang. Miceli, palla per Ovusu, Messineo. Poi l'anticipo ai danni di Licata, insiste Muratore che prova a fare correre Lio accelera, va sul fondo Lio, mette in mezzo il pallone Licata! Subito avanti con Licata il Gemini, ma grandissima azione da parte di Lio, 1-0. Prende il gioco col Gemini che è passato in vantaggio un minuto fa e con la palla già persa dal Salemi. Ferrone alla battuta del fallo laterale, lascia a Lautaro Seiter. Scambia con Lio, ancora l'argentino e cambia gioco. Giocata poi larga a destra con Muratore, subentra anche Miceli che tenta il break, resiste, poi tocco per Licata, posizione regolare, incomprensione e allora palla recuperata dal Salemi che prova a ripartire. Rallo, pressato, cerca di farla passare invece centrale, interviene Messineo. Gestisce il Salemi con Marino che ritrova il pallone, servizio in avanti intercettato da Ansu Colley. Seiter va a destra da Miceli che deve rincorrere il pallone, lo tiene in campo, viene pressato da Boyang che quasi gliela porta via, poi subentra Cammarata anticipato da Ovusu, palla spazzata via. Il rilancio da parte di Ilario, colpo di testa di Miceli, altro stacco da parte di Lupo, poi Cammarata prova a puntare il numero 9, ricomincia indietro da Boyang, cross ribattuto da Licata. Bucaria, poi la palla calciata con De Mire che la fa sfilare. Tentativo del numero 18, pallone. Lancio lungo per Muratore che prova a scappare, viene fermato dall'intervento di Amato, poi pallone, si lotta, Boyang alla fine allontana Amato, Messineo di testa, fallo laterale che sarà per il Gemini.
Seiter. Verticale su Ovusu. Ovusu dietro per Colley. Lio. Cambio gioco a destra, apprezzato Miceli. Muratore prova a passare, ancora in mezzo a 2 il 10, la tiene, scarica ancora per Miceli. Apertura dall'altra parte su Lautaro Seiter. Ovusu lancia dove non può arrivare Perrone. Controllo qui rischioso, con la palla quasi persa da Di Vincenzo. Quel tocco per vie centrali dove c'è Bucaria. Rallo allarga a sinistra, poi servizio ancora per il numero 7 giallorosso che non la controlla. E allora Miceli, c'è tutto largo a sinistra, Perrone trovato da Miceli. Seiter. Verticale su Colley, anticipato dall'intervento di Vincenzo, poi rischiosa la giocata, allora Bucaria ricomincia ancora dal suo numero 6. Lancio lungo, controllo da parte di Cammarata che non si intende con Gullotta, perde palla il Salemi. Miceli per Messineo. Ovusu accelera, poi cerca di lanciare, preso in controtempo Stassi. Pallone, Rallo, c'è la chiusura delicata e di Muratore che però viene a sua volta fermato da Vallone. Poi la giocata davanti alla panchina, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora Licata riconquista. Muratore, questa volta dal centro su Ovusu. Miceli. Seiter. Colley. Intercettato il suo passaggio, poi riprende a palleggiare il Salemi con pallone, lancio lungo sulla sinistra, capisce tutti i noticiari Miceli, che la fa sfilare in fallo laterale perché la palla ha colpito la bandierina. Ovusu. Pallone in avanti di Messineo a cercare Licata, stacca Boyang, poi Vallone. Il palleggio che non riesce ai giocatori in maglia giallorossa, allora da capo Miceli. Ovusu. Licata in mezzo a 2. Seiter. Muratore Seiter. Ancora per Muratore. Stassi prova a passare, viene forse affrontato fallosamente da Di Vincenzo, non secondo il direttore di gara che lascia giocare. Palla in avanti di Gullotta, attenzione Cammarata, per poco non arriva. Messineo.
Seiter. Messineo. Palla verticale per Lio. Seiter. Messineo lancia, Colley prova a intercettare, non ci riesce. Riconquista Lio, poi Seiter indietro a Demiere. Controllo che non riesce a Bucaria, poi giocata di Di Vincenzo a cercare qualcuno sulla fascia ma non lo trova. Ovusu. Seiter. Palla in avanti, Stassi, sponda che non riesce per Colley. Ancora Seiter. Miceli. Palla delicata centrale, Lio non può arrivare. C'è Gullotta che incespica e la regala allora a Lio. Perrone, 1 contro 1. Perrone, uno sguardo in mezzo, c'è Muratore che spalla alla porta, ne ha 3 addosso, Muratore riesce a girarsi con una magia, mette in mezzo di testa Boyang. Attenzione a Cammarata che prova a prendere di infilata Messineo, bravo il capitano del Gemini a interporsi. Poi Demiere, la calcia in fallo laterale, la calcia in realtà sulla provinciale. Recupera Colley, poi Seiter. Perrone non arriva, rimessa Salemi. Pallone. Amato. Palla centrale per Vallone, si propone Boyang, la palla è per lui. Poi pallone verticale di Vallone, Messineo in qualche modo su Cammarata. Muratore prova ad andare, ancora una volta circondato, scarica su Licata. Miceli. Passaggio intercettato da Lupo, rimessa. Stassi fermato, poi la palla viene recuperata da Lio che duella con Bucaria, tutto regolare secondo l'arbitro. Boyang, verticale, non può arrivare Rallo, e allora Seiter per Perrone, verticale per la corsa di Colley che se la porta, riesce a tenerla in campo, Colley che può correre verso l'area avversaria, Colley uno sguardo al centro, intercetta Amato, ultimo tocco di Colley. Rilancio del portiere del Salemi Ilario, poi guadagna fallo laterale Elio. Messineo sbaglia il passaggio, allora occhio a Vallone.
Rallo, pallone, Boyang, fallo di Muratore. La giocata laterale, poi il servizio largo a destra per Marino, Di Vincenzo, lancio dall'altra parte, Boyang stacca, la sponda per imprecisa. Messineo, Ovusu rischia, arriva infatti Lupo, prova a convergere, poi scarica per Boyang, passaggio impreciso, Seiter per Perrone, Ovusu, cambio gioco, Licata, la corsa da parte di Miceli che poi passa per le centrali, Lio cerca la giocata, poi allarga a destra per la corsa di Licata che non può arrivare. Stassi cerca la sponda per Lio, posizione regolare, Lio in mezzo, passaggio che viene fermato, poi Boyang, Lio riconquista, ancora Lio praticamente alla bandierina, addosso a Boyang che poi consente il recupero palla, Cammarata, tamponato da Messineo, punizione. La palla giocata da Marino, intercettata da Stassi che se la riprende. Ovusu, Colley. Pallone lanciato in avanti, Stassi. Ancora Stassi. Alza la testa e cambia gioco dalle parti di Licata, interviene Lupo, Miceli fermato ancora da Lupo, poi Messineo costretto a svirgolare, palla in fallo laterale. Lupo alza la testa, cerca di calciare, palla fuori. Seiter. Messineo in avanti, Stassi anticipato. Poi servizio in avanti per Rallo. Rallo verticale per Cammarata, posizione regolare, troppo lungo il passaggio. Seiter può prendere metri. Ovusu
Muratore, palla per Seiter che ha spazio ancora. Perrone. Seiter. Owusu. Palla centrale per Muratore. Stassi viene fuori a prenderla, poi gioca dentro l'area a cercare Lio. L'uscita da parte di Ilario, che va subito a rilanciare. Messineo in anticipo. Poi altro colpo di testa di Lupo. Cammarata può avanzare. Owusu con la spalla lo ferma e poi protegge il rinvio dal fondo. Seiter. Stassi non riesce a controllare. Messineo. Miceli, Muratore. Muratore alza la testa, si è mosso Lio. La palla intercettata da Amato, che poi non riesce a evitare il fallo laterale. Prova ad andare Miceli. Owusu dentro l'area, pallone allontanato da Di Vincenzo, poi ancora Owusu raddoppiato, in qualche modo si libera della sfera andando da Messineo. Colley, lancio a cercare Licata che va a vuoto, forse tocca a Boyang che rincorre la sfera, sarà rimessa per il Salemi. Andalo! Muratore per Licata, scambiano i due. Chiede il movimento ai compagni il 10 che poi calcia addosso a Boyang. Licata sulla seconda palla, salta un avversario, poi si defila. Muratore prova ad andare sul fondo, cross che arriva, colpo di testa di Di Vincenzo, poi rialimenta l'azione Miceli, altro colpo di testa da mettere fuori, poi Lio col fallo. Seiter, palla in avanti, Stassi cambia gioco, lo fa male su Boyang, poi Muratore prova a intercettare ancora Boyang. Rallo, c'è la giocata di Gullotta, Rallo intercetta Miceli, poi prova ad andare Owusu, ancora Owusu.
cambia gioco, lo fa su Perrone, controlla a seguire di Perrone, non perfetto, riesce comunque a tenerla in campo. Colley, Owusu, palla in avanti, intercettata, c'è comunque Stassi che tira, conclusione fuori misura di Giorgio Stassi. Boyang in avanti, Licata intercetta, fallo laterale. Cammarata, Lupo, poi cerca di arrivare senza successo sulla sfera il numero 4 Gullotta. Boyang, Lupo, Bucaria, apre dove c'è Marino. Ancora l'11, controllo non perfetto, poi vince un contrasto. Vallone, pensa anche al tiro, poi decide di allargare su Boyang. Cross sul quale c'è Lupo. Lupo fermato in maniera regolare. Muratore, sbaglia. Marino, poi colpo di testa in avanti, Cammarata, spalla alla porta. Ancora il 9, raddoppiato e fermato. Messineo spinge addirittura palla al piede, non c'è fallo neanche questa volta, lascia giocare molto l'arbitro. Boyang prova ad arrivare sulla palla, ci riesce, arriva Lio, palla in avanti a cercare Stassi che non riesce a tenerla in campo. Owusu cerca e trova Colley, palla per Perrone, Perrone affrontato col fallo, punizione Gemini. Colley, pallone messo in mezzo, allontanato. Stassi in avanti, cercato Lio anticipato. Poi Miceli, Licata cerca il controllo a seguire contro Boyang che usa il fisico, lo ferma, poi Licata prova a recuperare palla commettendo fallo secondo l'arbitro. Colpo di testa, poi intercetta Miceli, ma ancora Salemi in possesso. Bucaria fermato col fallo da Muratore. Messineo, la palla per Lautaro Seiter.
avversario. In avanti, colpo di testa di Messineo, poi Licata, fallo. Seiter, in avanti Lio, lancio a cercare Colley, il controllo, Colley mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori da parte di Amato, poi zona tiro per Ovuso che decide di scaricare, Licata, Muratore, pallone sul fondo. Di Vincenzo gioca in avanti, intercetta Ovusu, poi subentra nell'azione Rallo, poi Marino, la sponda di Cammarata che per una volta anticipa Messineo, recupera il Salemi, Bucaria fermato da Lio, ancora Lio, cerca la girata verso Stassi anticipato da Boyang che va giù, subisce fallo. Lupo prova a correre a sinistra il 10, inseguito e fermato da Muratore senza fallo. Miceli non sa chi darla, va da Messineo indietro. Miceli rischia contro Lupo che la mette in fallo laterale. Messineo, Lautaro Seiter, Colley, Perrone, Colley, Seiter cambia gioco dalla parte di Licata che controlla sempre contro Boyang che si mette davanti, pallone fermato da Lio, Miceli cerca la palla per Licata, non la trova. Qui la giocata in mezzo a due da parte di Rallo, bravo Colley però. Perrone cerca anche lui la giocata, non ci riesce, c'è Colley. Seiter, Messineo, torna dall'argentino, Colley, fermato, rimessa su Stassi che si riappoggia a Lautaro Seiter, Stassi, fallo su Bucaria, fallo di Bucaria, voleva il vantaggio il numero 9, Muratore, Ovusu, cerca la palla dentro, troppo lunga per tutti. Qui c'è il colpo di testa, poi attenzione perché Rallo innesca Lupo, posizione regolare, Lupo davanti a Demiere, si divora il gol del pareggio. Messineo, Muratore anticipato,
poi Vallone, allora recuperato da Licata, poi Stassi in mezzo a cercare Lio, anticipa Di Vincenzo, poi Ovusu a recuperare, calcia Ovusu, c'è la deviazione che impegna Ilario col tacco Lio. Occhio alla palla lunga a cercare Cammarata, posizione regolare, Cammarata può controllare se la porta fuori, Cammarata uno sguardo al centro, arriva Lupo Velo per Rallo, Demiere quasi spiazzato, praticamente tutto in 20 secondi. Stassi apre bene per Licata, controllo un po' complicato, poi il cross a vuoto Di Vincenzo, interviene Gullotta, poi Di Vincenzo indietro a Ilario che la tiene in campo. Seiter anticipa, controllo di Bucaria non perfetto, poi Obusu la fa sfilare, Muratore. Perrone prova a passare in mezzo a tre, viene fermato in maniera regolare, Muratore riconquista, palla lungolinea, Stassi troppo corto, pallone, sbaglia anche lui. Sbaglia Seiter, allora riconquista Lupo, Rallo ai 20 metri, Rallo calcia Demiere in qualche modo, poi arriva Boyang, Miceli lo anticipa, Di Vincenzo pressato da Lio, gioca vicino da Amato, avanza Vallone, verticale troppo lungo, Perrone corre, poi palla in verticale, imprecisa per Stassi, pallone, sbaglia, allora Ovusu, palla che passa verso Colley, Colley riesce ad allungarsela con la testa, poi subentra Marino, ma era in fuorigioco Colley. Seiter tiene in controlio, lo ferma Vallone, poi Muratore pressato, la gioca col tacco addosso al Lupo. Colpo di testa di Stassi, prova a recuperare Colley che due volte interviene, ancora Colley a pressare, Lio prende posizione, la gira ancora su Colley, arriva Perrone, uno sguardo in mezzo, il cross, Ilario. Perrone
Seiter. Messineo. Poi pallone. Licata con spazio, con lei, anticipa, subisce fallo. C'è il calcio di punizione sulla palla Muratore e Seiter. Parte quest'ultimo che scodella verso Miceli, colpo di testa, la palla rimane lì. È bravo Ilaria in qualche modo a negare il tap-in. Perrone. Stassi. Cerca il cambio di gioco su Licata, arriva Boyang prima però. Poi recupera per un attimo il Gemini Ovusu. Muratore pressato e fermato, poi commette anche fallo. Giallo per Muratore. Boyang. Lupo passa al centro, Vusu interviene, poi Boyang, posizione regolare in mezzo, interviene ancora Messineo, la palla esce. Muratore, si è mosso Stassi, partito in posizione regolare. Stassi col controllo viene rimontato, sterzata, sempre Stassi, salta un avversario, cerca compagni, va da Colley, sovrappone Perrone, Colley con il cross, Stassi al volo! La palla che colpisce la recinzione, l'ultima azione del primo tempo. Sbagliano la battuta. Palomos che sta soffrendo. Cross in mezzo al primo palo. Attenzione perché la palla passa e arriva il gol di Conforto. Una palla che ha praticamente fregato i difensori in maglia nera. Arriva il gol di Segreto. 1-0 Athletic Club. Calcio d'angolo forte in mezzo di testa Ganci. Un gol incredibile qui la Panormus anche
Palla adesso Ingrassia che può provare ad andare, palla lunga a cercare Conforto, ottimo il passaggio, ottimo il controllo di Conforto e prova a passare, poi viene buttato giù da Filoreto. Filoreto in ritardo, lì lo tocca, adesso parte Conforto, spiazza il portiere, arriva la doppietta del numero 7 Conforto. Senegal in velocità, prova a partire il contropiede, palla adesso su Ingrassia che prova a puntare l'uomo. Ingrassia si allarga sulla destra Ingrassia, poi colpisce forte il pallone Geraci. Attenzione perché c'è il 5 che ha posizione per tirare, tira un pochettino alto, era giusta l'idea di Luna lì, l'unica occasione forse di tiro che ha avuto la Panormus, la sfrutta in velocità che prova ad andare via. Conforto, frena Conforto, entra in zona Conforto, poi passaggio a rimorchio il destro e arriva il gol di Vitale. 3-0 Athletic Club, ottima azione creata. Subito il pressing dell'Athletic Club con Vitale Ingrassia. Attenzione perché sbaglia qui il portiere Ingrassia. Arriva il gol 4-0. Qui erroraccio di Inzerillo da Macchiarella. Palla lunga a cercare Ingrassia, di destra riesce a spizzare, c'è Pace in velocità, Pace! È arrivato il gol anche del neoentrato Pace, così prevedibile questo gol, ma la di oggi arriva a 40. Attenzione perché adesso può andare l'Athletic Club con Vitrano che scivola su questo pallone, non riesce a colpirlo. Prova a provare a mettere in mezzo questo pallone, Panormus che prova a giocare vicino occhio perché si è smarcato bene, può provare ad andare, palla al limite, riesce a passare il destro, tiro velleitario che non impensierisce schiera. Pace, corre via, c'è il secondo palo libero, ancora Pace, entra dentro l'area, Pace si allunga fino al fondo campo, poi tenta il tiro cross rasoterra. Fantasista dei bianco-blu, poi Pane con Ledesma di prima, Pisciotta, qui bella giocata, bella trama che libera Pierce, al tiro Pierce, sparacchia sopra la traversa, ma che bella azione qui del Camarat. Cuffaro con il cross, il velo di Osvaldo, la palla poi torna da lui, c'è Pierce, spalla alla porta, Pierce controlla, va giù, palla che finisce, buona per Kevin Guadalupo, vantaggio Camarat, ma qui grande lavoro di Nacho Pierce che fa da Vaccaro. Allora palla lunga a cercare di scatenare i cavalli di Ba, poi Noto, è tutto regolare, Noto strozza la conclusione, ma qui le proteste per un fallo antecedente. Rimessa per Tarantino, pallone in aria, colpo di testa a mettere fuori, attenzione al controllo e al tiro deviato da parte del numero 7 Colantoni, blocca Dolenti. Guadalupo si propone, Osvaldo, la palla è per lui, scambia ancora un Guadalupo che cambia fronte, va da Pierce, posizione regolare di Nacho Pierce che mette in mezzo il pallone, prova ad arrivare Osvaldo, c'è sul secondo palo Pisciotta, Di Paola apre il compasso e salva. Pisciotta, qui lo scambio con Guadalupo che riesce, Guadalupo ha un pensiero di calciare verso la porta, Di Paola, calcio d'angolo. Intanto battuta lunga, colpo di testa, Ledesma nel posto giusto, al momento giusto, 4-0, Matteo Ledesma. L'argentino con la giocata, la palla messa in mezzo, Pisciotta tenta la sforbiciata, la palla rimane lì, Guadalupo la sistema, Pane! Michele Pane, Karel Tris, il Camarat, poco prima della fine del primo tempo, ancora in gol, il playmaker piemontese. Colpo di testa di Caronia, Pisciotta! Palla fuori, non di molto. Quello di Cruciata, intanto prova a passare Guerreiro. Guerreiro lato corto, palla in mezzo, Pierce! Mancava solo lui! Ecco Nacho Pierce! 4-0 Camera! Tutto chiuso, Ledesma prova nuovamente a bucare le linee del Castellammare. Gran giocata intanto di Pisciotta, sinistro! Palla fuori, gli sta mancando solo il gol. Arbitro per questa punizione per il Camarat
Di Marco, bella palla che non viene però controllata da nessun compagno, ma l'arbitro mette i 3 fischi. È finita la partita, il Camarat batte il Castellammare con un netto 4-0. Continua la corsa, continua il sogno dei montanari che adesso vedono sempre più concreta la zona playoff. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisidi e benvenuti qui dal Favazza di Terrasini, dove è in procinto di iniziare la gara tra Terrasini Mundi e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, anzi hanno quella grinta in più. Adesso occhio attacco, ottima idea, qui c'è un'altra volta il pallone fermato solo sulla linea e c'è il vantaggio del Terrasini con il tiro da parte del capitano, da parte del numero 9 De Luca. È arrivato nel corso del mercato di dicembre e segna la terza rete del suo campionato con la maglia del Terrasini. Allora può battere il Terrasini corto con Aprile al limite. Aprile ancora al controllo del pallone, il numero 7 che prova il destro. Demiere sicurissimo, andava lontano Secter a cercare Lio, poi Mondino può andare, Mondino troppo tenue il sinistro e il numero 26 che poi appoggia a Obusu, ancora Reina, il tocco di Mondino, c'è Berri, lo scambio, Mondino è in aria, ancora lui, Mondino, Ferrone e De Gregorio, va al centro Mondino con lo stacco di Obusu a cercare Lio, ancora lui, Lio, il tacco per Perrone, la parata di La Fata, poi Dite al centro a vuoto Obusu, attenzione a Colle, in rovesciata addirittura chiude il Terrasini, ma c'è ancora Obusu, pallone che rimane lì, Obusu arriva, poi il sinistro di Stassi. Nel corso del secondo tempo qua De Luca mantiene buono il pallone, Mangiacavallo apre ancora per Bargione, può andare il 10, cross che arriva al centro, tutti a vuoto, la toccata Viviano, batte il Gemini con questo pallone che arriva, poi c'è Stassi in aria, arriva il gol, ha segnato il capitano, proprio lui, proprio Messineo, ma è alta la bandierina, è alta la bandierina. Fuori gioco credo di Stassi in occasione della sponda. Secter col mancino allontana a cercare un'altra volta l'arrivo di Colley, non c'è niente per il signor Provenzano. Peca prova il destro, adesso occhio a Terrasini che riparte, è spaccato in due il Gemini, ancora Mangiacavallo, De Luca deve aprire, lo fa per Bargione, pallone timido, arriva comunque al 10, ancora Bargione, prova l'esterno, bloccato, Bargione in aria, Bargione la giocata, apre per De Luca che aspetta, a rimorchio arriva Mangiacavallo e Demiere si impegna ed evita il calcio d'angolo, anzi no, gioca nuovamente il pallone il Gemini, si innalza un campanile, prova a metterlo giù Obusu, c'è ancora Colley. E allora Perrone prepara il maggio deviato, La Fata miracoloso sul mancino deviato di Perrone, probabilmente da Stassi, piovono applausi per il giovane classe 2008. Secter, cross che arriva proprio lì, c'è il pallone che rimane da Stassi, stavolta buono, ha pareggiato il Gemini, ha segnato il re, ha segnato Stassi, è 1-1. E c'è il triplice fischio, un pareggio che probabilmente non accontenta nessuno. Il Gemini non esce con i 3 punti dal Favazza grazie a un Terrasini oggi ben messo in campo e che mantiene ancora in vita le sue speranze di salvezza.
Lio prova a ricevere, poi incespica. Allora corre Lupo su di lui. Colley viene anche raddoppiato, lo ferma Muratore che però resiste anche alla carica. Lio, Muratore anticipato, Licata, Muratore, Owusu rischia di perderla. Pallone, tocca centralmente per Gullotta, palla lunga, Miceli in qualche modo c'è l'angolo per il Salemi de Miere. Seiter. Colley, poi Lupo cerca di far passare Messineo, protegge, avanza Miceli, Licata, cambia gioco su Seiter. Stassi si gira, prova a lanciare, poi c'è l'intervento regolare. Seiter lungo, l'intervento, poi attenzione, Stassi riconquista per un attimo. Marino, lancio lungo, stacca a Rallo, De Miere, lancio, arriva Muratore sulla seconda palla, poi Licata corre palla al piede, poi per vie centrali Colle non arriva. Miceli, colpo di testa.
Zuccaria. Pallone che arriva a Di Vincenzo, poi il lancio per la corsa di Colli che si può lanciare in campo aperto, c'è Stassi accanto a lui, palla per Stassi, Stassi! Il 2-0 del Gemini, Giorgio Stassi si sblocca e raddoppia. Comunque 7-17. Caradonna. Seiter controlla, poi pallone intercettato, Boyang. Lancio di Boyang, stacca a vuoto Cammarata, esce Demiere. Muratore rischia, la perde, corre Vallone, poi Cammarata allarga sul Lupo. Lupo prova a giocare in 1 contro 1, ancora il 10. Boyang. Cross, controllo al limite dell'area da parte di Caradonna, poi finta il tiro Cullotta, lo prova adesso, respinto. Ancora Cullotta. Lupo. La giocata, viene fermato, un'altra chance Lupo che propone questo cross lungo per tutti. Ovusu cambia su Licata, controllo, beh, prova a passare ancora Licata, serie di giocate, poi forse esagera, rischia di perderla e infine la perde, rimessa Salemi. Caradonna inseguito proprio da Licata, poi Messineo lo ferma in maniera regolare. Ovusu cerca Licata, palla lunghissima. Di Vincenzo pressato, Vadamarino che sbaglia, poi Perrone, Colley, fallo, no, recupera comunque Ovusu.
poi anche colpo di testa, Caradonna sbaglia, c'è Ovusu. Il lancio troppo lungo. Stassi prova a farla passare senza successo. Il Palermo di Zaghi sta riuscendo a fare quasi. Lupo con il lancio alla palla di ritorno per Gullotta, in mezzo, troppo lungo, prova ad arrivare Caradonna, intercetta Licata, ancora Caradonna, Licata lo ferma. Stassi, Miceli, Stassi, tocco per Muratore, che qui fa una giocata non necessaria, torna su Caradonna, lo stende, calcio di punizione. La punizione di Lupo respinta.
Mondino. Miceli. Messineo. Ovusu. Licata, fallo di Boyang. Vai Perry! Vai Perry! A Pignolo si interessa! Va bene! In avanti dentro l'area per Gullotta che prova a inserirsi. Gullotta col piede de Miere a metterla fuori. Dino prova a prenderla. Ovusu col recupero 2 volte, poi Colley. Mondino prova a farlo correre ancora. Ancora Colley, fermato. Mondino, palla dentro, c'è la deviazione, Stassi prova a proteggerla, arriva anche Barri, Stassi, fallo. Stassi. Barri. Allarga. Licata.
palla dentro per Mondino, Mondino in area, Mondino, sterzata, Mondino ancora in dribbling, calcio Mondino sul primo palo, il primo gol in maglia biancorossa per Paolo Mondino, è 3-0. C'è la punizione per il Salemi, Lupo direttamente verso la porta, blocca Demiere.
battuta verso l'area, colpo di testa, pallone che rimane lì. Controcross, prova ad arrivare Sisei senza successo. Battuta lunga verso l'area, Veca la fa scendere, poi la calcia via. Veca prova a correre, poi tocco, preso in controtempo Stassi, arriva Amato, Bucaria in avanti con il controllo da parte del nuovo entrato, poi conclusione che si perde fuori. Barri fronteggia, lo rimonta Nasri, poi Bucaria. Avanzata di Caradonna. Nasri, fermato. La palla recuperata da Bucaria, poi quasi scontra con Caradonna, alla fine guadagna punizione. C'è la punizione per il Salemi, palla che spiove, Demiere coi pugni, Veca fa scorrere per Licata, poi la corsa di Mondino, anche un rimbalzo strano del pallone, ancora Mondino, sovrappone Veca,
per Licata. Ora Vega prova a farla passare, lo fermano, poi pressione e palla in fallo laterale. Mangiapane, Licata, Obusu, Licata ancora, la tiene, forse subisce fallo, sì. Vega, poi Barri rischia, subentra Sisei, ma subentra anche Obusu. Obusu, palla per Licata che può correre in campo aperto. Licata prende il centro, uno sguardo in area di rigore, arriva Vega, palla alle stelle. Avanzata di Nasri, Cullotta, lancio intercettato, colpo di testa. Seiter, cambia gioco, va da Licata. Controllo e avanzata del 21. Licata apre per la corsa di Mangiapane. La palla però esce. Barri, Obusu, dietro a Demier.
Seiter, correre, Vega. Recupera palla Mondino insieme a Licata, poi tacco, Perrone cerca di farla passare, in qualche modo arriva Licata fermato. Chavez, pressato, trattenuta. Seiter di testa, poi un uso anticipato, arriva Barri, gioco pericoloso di Barri. Recupero palla di Vega che prova a scappare, lo ferma Sisei. Per ancora Salmi che cerca di attaccare, palla su Chavez, al limite il 20, va a calciare, De Miere la mette fuori dallo specchio e poi Licata completa il disimpegno. E occhio al lancio per Perrone. Sisei. Palla giocata in avanti, Vega tocca, però in qualche modo innesca gli avversari. Caradonna fermato, poi Cammarata la gira, arriva Messineo a chiudere. Licata avanza, tocca per Owusu. Mangiapane. Licata vuole il pallone, non lo tiene in campo. Cammarata fermato da Vega. Arriva Barri che prova a rilanciare l'azione del Gemini. Barri con Vega che sovrappone. Palla proprio per il numero 7, legge Gullotta ma attende. Seiter. Owusu. Palla scodellata per la corsa di Seiter, poi si regolare. Calibra male il cross. Dall'altra parte Mondino. Da fermo, sovrappone Mangiapane. Mondino va da solo. Viene anche raddoppiato. C'è Licata. Mondino. Mangiapane. Arriva Licata, la palla è per lui. Cross di Licata, dentro a cercare Barri. Spalla alla porta, si gira e calcia. La palla che dovrebbe aver scheggiato la traversa. Ma ancora Gemini. Vega. Vega converge. Mangiapane al limite. Viene chiuso lo specchio della porta, la si ricomincia. Messineo. Addirittura in una scoperta. Mangiapane. Palla dentro per Vega. Forse si è fermato perché credeva di essere in fuorigioco. Messineo avanza. Owusu. La
giocata qui di Barri che resiste a una carica. Barri in aria, incrocia, la palla è buona per Mondino che la tiene in campo. Mondino, l'1 contro 1, Mondino converge, scarico indietro, Licata, calcia sopra la traversa il tentativo. Ovusu fermato, sarà rimessa per il Salemi. Subito giocata, Caradonna verso l'area, interviene Messineo, Mangiapane cerca e trova Mondino che fa l'1 contro 1, Mondino lo ferma Accardo col fallo. Palla lunga, troppo lunga per tutti, arriva De Miere. Dai che andiamo comparate, dai! A due! No, dai, 3-2! Via De Miere, poi Seiter col fallo. De Miere ritrova la palla. Perrone, può essere l'ultima azione della partita con Perrone che serve Barri. Licata scodella verso l'area, Perrone, la palla smanacciata dall'estremo difensore, poi Mondino alimenta l'azione, cross, guadagna l'angolo. Finisce qui, finisce con la vittoria del Gemini che torna a vincere, battuto il Salemi 3-0.